Laura nacque in una terra di pace e di silenzio, circondata da colline e alberi antichi. Era una bambina serena, cresciuta in una famiglia che la amava profondamente. Il tempo scorreva dolce e tranquillo, ma come il vento improvviso che scuote i rami, la sua vita cambiò in modo inatteso. La tragedia colpì la sua casa, spezzando il legame con il marito e le figlie che amava tanto. Il dolore era così profondo che Laura sentiva di non poter più rimanere nella sua vecchia vita. Si rivolse alla fede, cercando rifugio e speranza. Entrò in un convento, un luogo di preghiera e di meditazione, dove l'anima trovava sollievo nelle parole semplici delle preghiere sussurrate. Il convento si trovava vicino a Cordova, un luogo tranquillo, lontano dalle voci del mondo. Qui Laura trovò una nuova famiglia tra le sorelle, donne come lei, che avevano abbandonato il mondo per seguire la voce del loro cuore. Ogni giorno le preghiere di Laura salivano al cielo come fiammelle di speranza. Il suo cuore, ancora ferito dal dolore, trovava un po' di pace nella dedizione a Dio. Le sorelle la guardavano con ammirazione. Laura divenne una guida, una luce per quelle che, come lei, cercavano di mantenere viva la fede in un tempo di oscurità. Il convento divenne il suo nuovo mondo, un rifugio di pace, mentre il resto della terra sembrava agitarsi in tempeste di violenza e paura. Ma anche quella pace fu spezzata. Il vento portò notizie di persecuzioni, di uomini e donne costretti a scegliere tra la loro fede e la vita. Le difficoltà aumentarono. Laura, però, non aveva paura. La sua fede era più forte di qualsiasi minaccia. La sua luce interiore brillava sempre più forte, anche quando le ombre intorno a lei si facevano più scure. Un giorno la chiamarono davanti a un giudice. Le chiesero di rinunciare alla sua fede. Le promesse erano dolci, le minacce spaventose, ma Laura sapeva che nessuna promessa avrebbe mai potuto riempire il vuoto nel suo cuore se avesse rinunciato alla sua fede. Guardò il giudice negli occhi con il cuore pieno di coraggio. Le sue parole furono poche, ma cariche di forza. Non rinuncerò mai alla mia fede. La sentenza fu terribile, ma anche di fronte alla morte, Laura non tremò. Il suo cuore rimase saldo come la roccia. La portarono a morire, ma mentre camminava verso il suo destino, non c'era paura nei suoi occhi. Lei sapeva che il suo sacrificio non sarebbe stato vano. Sentiva la presenza di Dio accanto a lei e questo la rendeva più forte di qualsiasi minaccia umana. Le fiamme divamparono attorno a lei, ma Laura non gridò. Le sue preghiere si unirono al crepitio del fuoco, salendo al cielo come fumo. Non era più sola. Dio la stava aspettando, con le braccia aperte. Il suo corpo cedette alle fiamme, ma il suo spirito volò alto, verso l'eternità. E così, il nome di Laura, la donna coraggiosa che non rinunciò mai alla sua fede, si diffuse in tutta la terra. La sua memoria rimase impressa nei cuori di coloro che ascoltarono la sua storia. Anche se il mondo cambiò e molte cose furono dimenticate, il suo sacrificio continuò a brillare come una luce che non si spegne mai. Una luce che ricorda a tutti noi che l'amore e la fede sono più forti della paura, più forti della morte stessa. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.